Cari amici e amiche di Sicilia Magazine, eccoci a Mister Bianco nei padiglioni di Sicilia Fiera, perché è qui che ha luogo Nauta, il salone nautico del Mediterraneo, che è giunto alla sua 23esima edizione e che con oltre 20.000 metri quadri offre una vetrina espositiva ancora più ampia e completa, dedicando spazio alle imbarcazioni sia a motore che a vela e a tutto il mondo delle attività acquatiche, quindi restate con noi. Nauta è ormai uno dei saloni più importanti d'Italia, questo è anche grazie al patrocinio di Confindustria Nautica del 2023. Sì, ormai il patrocinio di Confindustria Nautica ha certificato che il Nauta è ormai un salone di rilievo nazionale e quest'anno devo dire l'ampliamento dei due padiglioni espositivi per un'area complessiva di circa 20.000 metri quadrati, un primo accenno già all'area esterna con due grandissimi cantieri di presenza, l'Azimut e Ferretti, Cranchi all'interno. Abbiamo l'obiettivo, quello che era l'ambizione è diventata realmente la realtà, cioè di diventare il primo salone nautico d'Italia a terra. Noi è da ormai più di un ventennio che portiamo avanti questo salone in una terra difficile, perché non ci dimentichiamo che purtroppo Catania non ha un porto turistico, ma questo non ci ha mai fermati. Abbiamo fatto una politica di incentivazione sempre con gli espositori che oggi ci gratificano e devo dire che anche il fatto che siano scesi molti direttori di cantieri di aziende presenti e non presenti e che rimangono sbalorditi da questo salone ci ha dato e ci dà lo stimolo per far sì che la 24esima edizione sia ancora più importante. Abbiamo oltre 400 imbarcazioni, un incremento delle imbarcazioni oltre 10 metri perché la richiesta oggi del mercato è oltre 10 metri e soprattutto cominciamo ad avere la presenza di alcuni mega yacht e quindi questo significa che il salone sta crescendo, ma soprattutto che i cantieri credono a questo salone che sta diventando un punto di riferimento importante nel panorama fieristico nazionale. Come sta andando la fiera, l'edizione di quest'anno? Diciamo che per noi è stato un ritorno dopo qualche anno che non c'eravamo e una piacevole sorpresa, le strutture rinnovate, una buona presenza di gente, un ritorno con Nautica Oram, che per noi collaboriamo con loro da 40 anni, la storicità delle famiglie. Investiremo un po' di più per avere una presenza più importante, c'è tanta gente, oggi purtroppo non abbiamo il sole, ma la gente comunque c'è, sta andando veramente molto bene, siamo contenti. Il settore marittimo in tutti i suoi aspetti è destinato a diventare uno dei motori di traino della nostra economia, soprattutto delle regioni particolarmente deboli, particolarmente fragili, penso alle regioni del Mezzogiorno. Ed è qui nel Mezzogiorno d'Italia che sta crescendo l'economia blu in tutte e 7 le filiere. La concorrenza internazionale non è assolutamente capace di poter rinduzzare le nostre prospettive, i nostri mercati oltre che locali sono essenzialmente europei e americani, per eleganza, per designer, per raffinatezza della componentistica e degli accessori non abbiamo e non temiamo concorrenze. E Nauta, questa importante manifestazione siciliana che si ospita nel salone fieristico di Mister Bianco, diventa ormai uno degli appuntamenti più importanti nel calendario internazionale. Merito della tenacia dei fratelli Lanzafame, merito di un contenitore che è diventato di grande prestigio e merito di imprenditori, di aziende piccole e medie, ma anche di grandi aziende che negli ultimi anni hanno saputo cogliere questa opportunità offerta dalla nautica da diporto. C'è una domanda di posti barca, soprattutto sulle coste italiane tanto del nord quanto del centro-sud, che non riusciamo a soddisfare, quindi servono nuovi porti turistici e dove il contesto ambientale e paesaggistico non dovesse consentirlo, bisognerebbe approntare degli approdi. È un peccato dover rinunciare a questo segmento di turismo e non cogliere questa opportunità mi sembra davvero un suicidio. Quindi lavoriamo non soltanto per alimentare la qualità di queste iniziative fieristiche, ma anche per creare nuovi posti barca e per creare nell'isola nuovi spazi espositivi.